Il Ministero sostiene che i bimbi già iscritti dell'asilo che non sono vaccinati entro massimo marzo 2018 devono essere lasciati a casa. La Regione, dando una visione anche più distensiva e più collaborativa con i genitori, ha dato come lettura l'anno scolastico 2019, ma stiamo sempre parlando non di scuola dell'obbligo. Tutto qua, quindi davanti a questo le ministre hanno scritto a me, io ho scritto al dirigente, ho detto il decreto dice una cosa contraria a quello che dicono le ministre, il dirigente ha ritenuto, ha proposto, come ha proposto il decreto all'inizio, ha proposto anche una soluzione, ha detto sospendiamo il decreto, mi ha scritto, sospendiamo il decreto e confermo la mia posizione, dice, confermo che la mia visione è quella di, penso di aver ragione, comunque troviamo una realtà che dice chi ha ragione, se c'è il Ministero c'è la Regione, la realtà è il Consiglio di Stato, c'è proprio una sezione dedicata alla lettura delle leggi.